Indubbiamente, questo lo voglio sottolineare in modo con molta fermezza, che vogliamo che ci sia una tolleranza zero nei confronti di chi commette questi reati gravissimi, di questi malviventi che devono rimanere per tutta la vita in galera. Non è possibile che famiglie e soprattutto donne che si trovano da sole in casa possano subire episodi di questo tipo. Quello che è successo ieri a Solesino è una cosa bruttissima e di una gravità inaudita. Noi saremo sempre al fianco loro, lavoreremo per dare maggior sicurezza al nostro paese. Stiamo attivando infatti un progetto importante sui controlli di vicinato e un progetto molto ambizioso che sarà di aiuto alle forze dell'ordine, ovvero l'installazione di un impianto serio di videosorveglianza nel quale andremo a garantire più sicurezza a tutte le famiglie del nostro paese, appunto, installando circa un centinaio di telecamere nel nostro territorio comunale.